Buongiorno a tutti amici di mattoscacco.com. Oggi volevo fare una riflessione con voi. Mi trovo su lichess.org, il sito totalmente gratuito per giocare a scacchi online, probabilmente uno dei più conosciuti. E come potete vedere sono qui all'interno del mio profilo e quello che possiamo leggere è che per esempio nel punteggio Blitz ho questo punteggio, dici giochi meglio del 93,5% dei giocatori. Ora, come si fa ad arrivare all'interno di questa percentuale, tenendo in considerazione che ci sono giocatori molto più forti, sono quelli che arrivano 2007, 2008, 2009, 3000, 3002, 3003, perché ricordiamoci che rispetto ai punteggi FIDE reali, i punteggi di Lichess sono molto gonfiati. Ma ad ogni modo, come si fa ad entrare a superare il 90% dei giocatori? Allora, teniamo in considerazione vari fattori. In primis che magari ci sono tanti account che si sono iscritti su Lichess, hanno fatto 2 o 3 partite, poi hanno smesso ed è stato nel momento in cui è uscita la serie Netflix, La regina degli scacchi, quindi tutti a giocare a scacchi e poi hanno smesso, quindi quelli sono tutti account inattivi, magari con poco punteggio, quindi facilmente sorpassabili. Ma al di là di questo, ora vorrei fare qualche riflessione insieme a voi per spronare qualcuno a cercare di arrivare a questo livello e spero anche di superarmi perché insomma non è un livello diciamo irraggiungibile e con tanto studio ci si può arrivare tranquillamente. Allora, la prima cosa che bisogna fare è quello di iniziare a prendere coscienza che quello che ti fa veramente migliorare non sono le partite blitz, ma sono le partite un pochettino più ragionate. L'ideale sarebbe fare appunto la modalità da torneo, quindi 60 minuti, 90 minuti più incremento. Certo è che tutti noi abbiamo una vita normale, quindi magari quando siamo la sera che giochiamo online, però magari partite da 10-15 minuti riescono ad essere un pochettino più ragionate. Quello che bisogna fare poi è cercare di avere 3 aperture fondamentali. Una da giocare col bianco e giocherete sempre quella. Ok, se volete essere creativi, studiate più aperture e le continuate a far girare fra di loro, ma io credo che una basta e avanza ed è già difficile giocarne bene una. E 2 difese, una difesa contro 1 e 4, una difesa contro l'apertura di donna. Quindi queste 3. E tutto questo materiale si trova all'interno della Mattoscacco Academy per chi volesse approfondire. Quindi 3 aperture che dovete conoscere molto bene perché superato un certo livello, una volta, 20 anni fa, magari i giocatori di prima categoria nazionale neanche loro sapevano bene le aperture. Adesso chiunque ti conosce bene l'apertura fino alla ottava mossa almeno. Quindi è impossibile veramente andare impreparati e pensare di arrivare a un buon mediogioco senza conoscere l'apertura. Questo è fondamentale. Altro punto importantissimo è dare importanza al vostro avversario. Quello che io vedo, e che sono gli errori più comuni dei giocatori di fascia un pochettino più bassa, è che prendono sotto gamba l'avversario. Voi quando giocate una partita dovete immaginarvi di star giocando contro Carlsen, che il vostro avversario sia imbattibile. Fra poco farò una partita e vi faccio i ragionamenti ad alta voce, sarà una partita abbastanza ragionata, magari la perderò, la vincerò, ma quello che interessa sarà vedere i ragionamenti che faccio ad alta voce e questo per farvi capire che io do la massima importanza al mio avversario. Il mio avversario ha fatto una mossa, perché ha fatto quella mossa, non muovo mai a caso se non capisco il perché il mio avversario ha fatto quella mossa. E gli scacchi è un duello di menti e anche un cercare di prevedere le mosse dell'avversario. Questo è fondamentale perché si gioca in 2 sulla scacchiera, spesso ci si dimentica di questa cosa, si pensa solo a quello che si vuole fare, va benissimo, però si gioca in 2. Il pensiero profilattico è fondamentale. Profilassi è, scacchisticamente parlando, significa prevenire le mosse del tuo avversario. Queste sono le cose fondamentali. Poi ovviamente occorre studiare. Sulla Mattoscacco Academy per esempio abbiamo tanti corsi, ma quello che ho notato io da amministratore della piattaforma è che tanti acquistano il corso e lo completano al 2%, cioè non basta acquistare il corso per imparare ciò che c'è al suo interno, ma serve finirlo. Quindi ragazzi, se acquistate corsi, finiteli. Se comprate un libro, finitelo. Poi attenzione, ora ci sono alcuni libri che magari sono troppo vecchi e sono obsoleti. Per esempio l'altro giorno parlavo con il grande maestro Andrea Stella e lui diceva che i libri, quelli lì storici di Kotov, Allenati con un gran maestro, penso che oggi non vadano più bene. Ci sono libri che invece, il mio modestissimo parere, sono solo delle raccolte di partite senza né un capo né una fine. Quindi bisogna scegliere anche lì molto bene. Ma già giocando online, seguendo anche contenuti online, canali YouTube, eccetera,
già questo sicuramente fa tantissimo e rimanere sempre sul pezzo. Adesso voglio portarvi con voi, qui fa caldissimo, è venuto il temporale, ma per registrare mi sono chiuso dentro, quindi adesso andremo ad accendere l'aria condizionata e vi faccio vedere, scusate se sparisco, e vi faccio vedere, spero di farvi vedere una bella partita. Più che altro, più che una bella partita, i ragionamenti sono molto importanti. Quindi andiamo a giocare, facciamo una 5 minuti più 10, che dite? Che magari non è troppo lunga e posso avere il tempo per dire due robe. Ecco, ho trovato subito l'avversario. Bene. Mi è uscito il punto di domanda qui accanto perché è da tanto tempo che non gioco. Ora vediamo che cosa fa il mio avversario, se vuole muovere, non vuole muovere. E 4. Cavolo, F6. Difesa Liekin, ok. Ad alti livelli in realtà non funziona questa difesa, quindi vediamo se la pagherò cara questa cavolata che ho fatto di giocarla, perché sto cambiando repertorio. E quindi al momento questa diciamo è la difesa jolly che gioco così senza pensarci. Ok, esiste questa cosa? Non l'ho mai vista in vita mia. Sicuramente ci sarà un sacrificio con Donna F3 poi, però ti giuro che non l'ho mai vista in vita mia. Cioè, Donna F3 poi vai rimetto. Ok, penso che questo gambetto, ragazzi, non l'ho mai visto in vita mia, mai visto. Posso giocare di 5, non posso giocare di 5. E adesso mi verrebbe semplicemente voglia di cambiare tutto ed è quello che farò probabilmente. Ritirare il cavallo, posso ritirarlo qui, anche ritirarlo, poi spingo di 5, secondo me non è male, non è male, perché dopo la cattura lui avrebbe catturato col pedone D e non potevo fare D5 poiché c'era l'attacco sia da parte dell'alfiere che della regina, così invece D5 e il suo alfiere non saprà dove andare, su scacco C6 mi consolido. Non so perché il mio avversario ha fatto questa cosa, vi dico che non capitano mai questi regali, sono felice che sono capitati adesso. E dai, che cosa ce la portiamo a casa? Ecco, altra cosa molto ma molto importante, questa mi viene tanto voglia di giocarla. Perché? Perché ha tappato il pedone C, quindi la sua regina non può uscire a attaccare questo punto debole, quindi quello che faccio è, prima di chiudere, perché 6 la devo giocare, ma prima di chiudere faccio uscire l'alfiere, su cavallo F3 in realtà si auto inchioda e io ho sempre questa triangolazione per, tra virgolette, portare un pochettino poi più in salvo il mio alfiere e eventualmente poi cambiarlo col suo. Ripetiamo, man mano che si sale di livello, ragazzi, secondo me sta giocando su cugino, questa mossa mi puzza tantissimo. Ora lui non ha più possibilità di portare lì il cavallo, che è la posizione diciamo migliore per il cavallo. Ok, può portarlo in F4 sicuro, quindi prima che lo porti lui in F4 e prenda l'alfiere, perché su questa, anche se porto l'alfiere qui me lo prende, gioco subito questa, così almeno cambiamo alfiere con l'alfiere, non cavallo con l'alfiere, perché esatto, è andata proprio così. Ci tengo a fare bella figura con questi alfieri, ci tengo a rimanere abbastanza in una situazione. Adesso io giocherei easy e così penso che sia il modo più easy per giocare, no? Ok, dicevamo, man mano che si sale di livello il vantaggio di materiali diventa sempre più importante. Quel pedone che mi ha regalato in apertura potrebbe essere fondamentale nel finale partita, quindi non si cerca più di dare scacco matto subito in apertura, ma si cerca di prendersi un pochettino con calma. C5 secondo me non è ancora il momento, cavallo B7, cavallo BD7 e C5 inizia a essere interessante. Cavallo BD7 sarà la mia mossa, anche perché lui metterà probabilmente l'alfiere qua. Cavallo BD7, C5, lui cattura, cavallo C6. Oddio, C5 la potrei fare comunque, Lui cattura, oh, donna E5. Ma giochiamo semplici, ripeto, ho questo pedone benedetto di vantaggio, voglio tenermelo fino alla fine e cercare di fargli capire che il vantaggio di materiale è praticamente tutto. Regina qui, perché l'ha messa qui? Sta giocando con qualche sacrificio di questo tipo? Non credo, perché c'è il cavallo, a meno che non voglia giocare sempre con inchiodatura, o voglia portare la sua regina da queste parti. Ora, se mette la regina in G3 non potrò più togliere l'alfiere per l'arrocco, quindi
è il momento di spostare ora l'alfiere, se voglio spostarlo. Dato che voglio arroccare, è il momento di spostarlo. Se lo metto qui, arriva a cavallo qui, perdo l'alfiere, quindi credo che questa sia abbastanza necessaria. Su regina qui, arrocco, alfiere in H6 e poi c'è cavallo in H5, che questa credo che dovrebbe funzionare. Su arrocco, alfiere H6, cavallo H5 dovrebbe funzionare. Regina in... Regina lì... Non so se funziona. E se faccio subito, cavallo qua. E se faccio subito G6. Arrocco, alfiere H6, cavallo H5. Questo è il momento del calcolo, per esempio. Regina che deve rimanere qua. Regina che deve rimanere qua. E io porto l'altro cavallo e lui viene qui. Arrocco, alfiere H6, qua, porto l'altro cavallo, la regina è andata qui e c'ho delle scoperte. C'ho delle scoperte, però il problema è che c'ho il cavallo in H5 che è abbastanza in trappola. Il cavallo in H5 è abbastanza in trappola. Io tolgo il re. Questa, arrocco, tu vieni qui, questa, tu vieni qui sul bianco, scusami, sul bianco, altro cavallo, vieni qui in mezzo, io me ne vado qui, tu giochi G4, tu giochi G4 e io ho perso il cavallo, tu perdi l'alfiere. Potrebbe essere interessante. Allora qui diciamo me la sto andando a cercare, spero di aver calcolato bene. L'idea è che dopo che qui mi si doppieranno i pedoni io avrò la possibilità di mettere una torre qui e spero di aver calcolato bene, che vada tutto a buon fine. Donna in G4 per mantenere l'idea di matto. Ok, ammetto che questa non me l'aspettavo. Se faccio questa, arriva subito questa. Ok, questa devo dirti che non me l'aspettavo affatto. Potrebbe essere un bel regalo, questa qui. G4, almeno si indebolisce anche lui. Almeno si indebolisce anche lui. Capisci? Perderlo per perderlo, sto cavallo, almeno facciamogli fare G4. Così indebolisce un po' anche l'arrocco. Ok, forse l'altra variante era più interessante. Donna G4, dopo l'analizziamo a motore. Ecco, altra cosa molto importante, quando finite una partita analizzatela sempre. Adesso ha ritirato l'alfiere, così dopo questo ho perso il cavallo, gioco questa mossa, così dopo G4 ho una via di fuga per il mio cavallo, tra l'altro che poi si può riposizionare in F5, secondo me che è una posizione veramente eccezionale. No, non può riposizionarsi in F5 perché c'è il pedone, però penso che sia ok, questa è abbastanza obbligata. Questa è abbastanza obbligata. Cavallo qui. Perché sei venuto qui con il cavallo? Per spaventarmi? Per sacrificare? Ragazzi, dovete sempre capire le mosse del vostro avversario. Questa credo che non abbia senso. Onestamente credo che non abbia senso. Quindi sono pronto a giocare questa. Non vedo sensi. Non vedo sensi di questa mossa. Sacrifica, catturo qui, cioè, capito? Non vedo colpi tattici e robe varie, quindi diamo spazio alla regina, diamo spazio all'alfiere. Questo cavallo è bloccato. Questo al momento è bloccato perché altrimenti perdo la torre, quindi vuol dire che se vorrò fare qualcosa prima sposto la torre e poi sposto il cavallo. Il cavallo in F5 secondo me non è affatto male. Però intanto ora c'è anche il problema del tempo, gestire bene il tempo è importante, però man mano che diventerete più sicuri il tempo lo gestirete sempre meglio. Ok, io direi basta chiacchiere, che sto perdendo un sacco di tempo e concentrazione. Cosa farà lui qui? Secondo me cattura. No, ecco, su questa però secondo me c'è qualcosa di bello, come regina qui. Ad occhio, Regina qui deve essere devastante, perché attacco qui e posso fare anche questo. Ad occhio questa sembra molto buona. Regina qui.
Sembra molto buona. C'ho anche cavallo F5 per giocare sempre sull'inchiodatura. Questa ovviamente per lui è forte, ma tiene. Mi ha regalato questa, me l'ha regalata completamente. E allora direi che è il momento di prenderla. Possiamo provare a aumentare, lui farà C3, poi perdo la torre. Alfiere qui, cavallo sospeso. Vabbè, dai, prendiamoci quello che uno si deve prendere, senza troppi complimenti, dai. Un altro pedone di vantaggio non fa mai male. Ricordiamoci che non può attaccarmi la donna, altrimenti perde il cavallo famoso, no? Anch'io ho il punto B7 debole, ma al momento, diciamo, non me lo può attaccare perché c'è di peggio. C'è di peggio per lui. Questi 5 secondi di incremento sono fondamentali perché ti permettono di prendere un po' di aria e in teoria di non perdere il tempo. Cavallo sospeso, la regina sta facendo un lavoro eccezionale da qui, credo che fra poco arriverà anche l'alfiere. E adesso il sostegno C3 non è più forte perché non è più un sostegno, quindi alfiere C5, lui deve giocare credo alfiere qui. Perché si deve tornare in difesa quello. E anche su cavallo F5, cavallo F5, deve tornare in difesa con l'alfiere. E io ho alfiere C5. E io ho alfiere C5. E lui è tornato qua. Sì, alfiere qui credo sia la migliore per lui. Quindi noi ragioniamo sulla sua mossa migliore. Ok, anche questa era buona. Anche questa devo dire che era buona. Ok, potremmo iniziare a togliere la torre, che dici? Così posso liberare sto cavallo, anche se la torre in realtà è un difensore del re. Tolgo questa torre, come la vedi? Tolgo questa torre. Potrei papparmi anche un altro pedone, detto proprio tra noi. Arriva la torre e me ne vado dove? Allora, qui il tempo passa, è veloce anche. Il tempo passa e fra poco ce ne andiamo da qualche parte. Allora, facciamo fare così. Possiamo fare così, portiamo questa torre qui o questa. Ah, i dilemmi esistenziali. I dilemmi esistenziali. Portiamo questa. Torre su colonna semiaperta. Ok, mi fa paura che lui poi veramente può a un certo punto andare a minacciare questa. Quindi a brevissimo, troverò una sistemazione. Quindi questo è il pensiero profilattico, cioè lui toglierà il cavallo da qui, no? Lo toglierà, dove lo mette? Non ci sono troppi casi in effetti. Comunque, ok, l'idea è spingere. Se spinge vengo qui, non mi schiodi più da lì. Quindi problemi non ci sono. Ma sai che a sto punto io potrei anche pensare a un'avanzata cattivissima. Spero di non perdermi nulla. Muovo anche abbastanza veloce, ragazzi, perché sennò qui perdo per il tempo. Magari non è la mossa migliore del mondo, ma a un certo punto bisogna muovere. Il cavallo qui secondo me non è un problema. Può andare qua, credo sia fortissimo. Credo che questa mossa non sia stata un granché. Ok, tu vuoi venire qui, però non puoi ancora farlo, perché dopo questa in realtà, cioè non puoi ancora venire qui. Io ho 2 attaccanti su questo punto, quindi devi tornare qua un attimo, devi tornare là, devi tornare lì. Cavallo qui, ma il cavallo sta bene lì. Cavallo F5. Torre qui mi piace parecchio proprio. Anche se può venire qui,
prendo qui e lui si prende qui. Aspettiamo a fare queste robe qui. L'alfiere... Vai, andata. Attacchiamo questo pezzo, gli facciamo venire voglia di spingere qui, al che poi torre qui sarà ancora più interessante. Cavallo di 3. Perde qua. Facciamo venire voglia di spingere. Ok, vuole venire qui giù un'altra volta. Non gli diamo questa opportunità di venire qua. Ok, ci sono sacrifici praticamente nell'area da sempre. Sto cavallo va tenuto d'occhio secondo me. Cavallo, si attacca alla regina e porto l'altro cavallo su. Porto su un altro cavallo. Non male secondo me. Non male, l'altro cavallo in H5. Regina G3, cavallo H5. Ok, attenzione, siamo sotto di tempo. Per fortuna c'è l'incremento. Qui, boh, sacrifici qui secondo me in realtà non ci sono. 2 pedoni di vantaggio. Se riesco a uscire da questo caos sono a posto. Tra l'altro lui sta, non so cosa stia minacciando di preciso. Donna qui forse sul nero, però si va un po' ad incastrare, credo. Credo che si vada un po' ad incastrare. Dopo sì che... Questo va tolto da qui comunque. Ah, adesso c'hai questa, scacco. Ma sai che non è un problema. Sai che ti dico che non è un problema. Te lo dico proprio da fratello. Non è un problema. Scacco, me ne vado qui, non è un problema. Non è un problema. Questo è il vero problema. Che non mi dà la comunicazione, che controlla un po' tutta la situazione. O magari c'era di meglio, che mi sono perso. Sicuro, ragazzi, se avete trovato di meglio scrivetemelo qui sotto. Comunque cercare di capire sempre la situazione, fondamentale, cercare di capirla, comprenderla appieno. Qui devo stare sulla difensiva, a parte che c'avevo anche forse alfiere qua. Ma questo alfiere, allora, abbastanza innocuo fino a un certo punto in realtà. Sul cavallo qui c'è l'altro cavallo. E poi se proprio voglio togliermi tutti i grattacapi c'è questo. Allora, facciamo un pre-move, cavallo per cavallo, per cercare di prendere un po' di tempo. Anzi, aspetta. Cattura qui, sì, pre-move. Ok, questa è una cosa che si può fare solo nel gioco online, ovviamente. Dal vivo non esiste il pre-move. Cosa vuol dire pre-move? Vuol dire che se lui catturerà quel cavallo, il computer sa già qual è la mia prossima intenzione. Ok. Questo. Tutto bloccato. Allora, in realtà posso cambiare. Non dovrei avere problemi. In teoria, questa è la teoria. La pratica è un'altra cosa. In teoria non dovrei avere problemi. Posso cambiare tutto. Allora, l'unico suo possibilità di matto è donna qui. Quindi se ora mi cambia, la torre torna in difesa e poi la torre va in G8, difendendo il matto. Quindi a quel punto lui potrebbe creare il matto con una batteria sulla colonna H. Ma penso che
ora che si organizzi, io ho già fatto in tempo per esempio anche a catturare qui e a tornare in difesa con la regina, quindi in realtà si sta riducendo tutto ai minimi termini. Ok, allora la regina io la lascerei volentieri sul nero, questo verrà qua sicuro. Regina, ma questa non è male, questa non è male, però mi tolgo da questa diagonale. Però questa non è male perché adesso minaccio questa, torre qui. Quindi non è male, non è male. 3 pedoni di vantaggio. Questi vanno, Se la situazione si acquieta, ho tutti i pedoni sul bianco, quindi significa che sono debole sulle case scure ed è sulle caselle scure che lui cercherà di attaccarmi. Questo è... questo Misery non deve morire, questo deve rimanere fino alla fine e questo è inevitabile, credo. Non ha possibilità, o c'ha qualche sacrificio qui, ma non ha possibilità di portare le torri non ha possibilità di portare le torri velocemente in gioco, quindi credo che sia tutto un fuoco di paglia, credo che la situazione sia completamente nelle mie mani. Questa è anche inevitabile, cioè lui che cosa deve fare? Deve giocare torre qui? Anche io gioco questa. C'ho anche io, c'ho anche questa, c'ho il mondo, c'ho il mondo, c'ho il mondo. Ok, questa è una provocazione, perché io gioco questa. Giusto? Ma è una provocazione. Sì, credo che non faccia nulla. 4 pedoni di vantaggio, premove, torre per alfiere. Ustrega, questa non l'avevo vista proprio. Se gioco qui, questa non l'avevo vista proprio, bellissima. Gioco questa, vieni qui, vengo con re, bellissima, questa è veramente bella, questo. Perché se catturo con l'alfiere perdo la torre. Questa è un colpo da manuale, allora devo fare così. Fare così, lui cattura, vengo con re e mi catturi qui, devo venire qua. Va bene, questa penso che sia la meno peggio. Bellissimo colpo, come vedete è finita, si dice alla fine. Sì, devo andare con re per forza, premove con re. Perché con la torre prendo matto. Torre, regina qui. Scacco matto alla prossima. Volevo andare con re. Mamma mia, sta ribaltando la partita. Fino a un certo punto, secondo me riesco ancora a tenerla. Se vedevo questa era meglio, se la vedevo, però non l'ho vista. Non l'ho vista. Che cacchio ti stai inventando tu? Cosa ti stai inventando? Perché? Perché ti inventi queste cose? Mi fai paura. Alfiere qui. Alfiere qui. Vediamo cosa succede. Io riporterei la donna qui il prima possibile. Minaccio anche torre qui. Basta, mi sono stufato. Adesso gioco alfiere F8. Adesso però su donna H6, ma in realtà su donna H6 non c'è niente. O no, o sto prendendo un granchio a questo giro. Ah, tieni lì. Madonna. Vabbè, andiamo a promozione. Paura di prendere questo è matto. Tosta, eh? Andiamo così. Voglio giocare questa. Tostissima.
Eccoci, eccoci, eccoci. Che cosa stai facendo tu? Ah, per salire qui molto velocemente. Ma se io ti gioco questa... Se io ti gioco questa... Questa qui prima. Questo. Così appena arrivi qui te lo cambio. Ti cambio la torre. Ah, che spina nel fianco che sono questi avversari. Questa obbligata. 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 Spina nel fianco. Allora, in realtà su torre qui c'ho questa, guadagno una torre, quindi posso anche lasciarli... No, non posso lasciarli, sul fiere qui... Non posso lasciarli che lui catturi. Non posso lasciare questo. Torre, questa, scacco. Allora iniziamo a fare questo. Torre. Scacco. Scacco. Ci prendiamo questa torre. Tu ti prendi qui. Io ti darò un po' di scacchi infiniti, credo, come minimo. Come minimo ti do un po' di scacchi infiniti. Tu ti prendi questa e mi minacci il matto in uno. Come minimo c'hai scacchi infiniti. Brutto infamone. Più 6 di materiale. Ma come siamo arrivati in questa situazione? Ok. E credo che si va al perpetuo. Credo che si va al perpetuo. Finirà pari questa partita, ragazzi. Incredibile. 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 Ok. Se vengo qua, tu vieni sul bianco. Ah, no! Ok, c'erano probabilmente miliardi di modi per vincere. Andiamo ad analizzarla. Fondamentale, ragazzi. Finita una partita, andiamo ad analizzarla. Qui c'è anche, non so se lo sapete, analisi del computer. Vediamo cosa dice il motore. Va bene, avrò fatto qualche mega cavolata verso la fine. Gli ho dato troppe possibilità. Gli ho dato troppe possibilità. Vediamo qui la percentuale di precisione che ci dice il motore. Vediamo un pochettino cosa esce fuori. 85% io, 82% lui. Vediamo un po' che cosa è andato. Cosa è successo? Allora, questa chiaramente è stato un abbaglio enorme. Accendiamo il motore così vedo bene le mosse. Ok, fin qui vantaggio diciamo abbastanza netto del nero. Fiere 7 è la migliore, rocco corto, questa è giusta. Cavallo E8, perché non ho mai pensato a cavallo E8? Ho pensato subito a cavallo H5. Seconda scelta del motore, però non mi è proprio venuto in mente cavallo E8. Ah, quindi dice di ritornare con l'altro, G6 per fare... Ok, qui sta sempre meglio il nero, meno 2, C5, giusta. C per D, giusta, donna B6, giusta. E qui... in precisione. Qui ho cercato di portare... Sì, qui in realtà non sapevo bene cosa fare. Lui con quella spinta in realtà mi è stato molto ma molto d'aiuto. Diceva cavallo F5, il motore gli piaceva cavallo F5. Gioco questa. Lui gioca questa. Sempre cavallo F5. Perché cavallo F5 ti piace così tanto? Perché cavallo F5 ti piace così tanto? Non lo so. Non so perché gli piace così tanto. Scusa, voglio sapere perché ti piace così tanto. Su questa. 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 È difficile da vedere, Vabbè, la dovrei approfondire così su due piedi, non mi convince. Torre C4, cavallo qui, meno 4 di vantaggio. C'era sempre questa torre C4, in realtà non so perché non l'ho mai giocata, l'avevo anche pensato a un certo punto della partita. Torre C4 gli togli il cavallo da qui, sì, perché non l'ho pensata torre C4, non lo so. Gioco alfiere, lui viene qui, dice di catturare col cavallo, re H8, torna qui, cambio tutto, qui cambio tutto e qui alfiere F8, giustamente donna per A2, meno 4. Dimmi come ho fatto a pareggiare questa partita.
Torre per C2 giusta. Alfiere per G7. Alfiere per G7 dovevo giocare. Perché dopo alfiere per G7 lui mi avrebbe fatto questa. Ah, non funzionava col colpo tattico, non funzionava perché anche lui c'ha sotto una torre. Io sono sotto una torre, ma anche lui c'ha sotto una torre. E se mi cattura prima questa, io catturo, anche lui c'ha sotto una torre. Ok, mi sono lasciato spaventare da quel colpo tattico che abbiamo visto che alla fine non lo era. Va bene, qui ho fatto questa mossa, gli ha dato lui una grande chance. Di 4 avrei dovuto giocare. Gioco questa, gioco questa. Questa. Alfiere a 6, erroraccio. Qui diceva torre in F2. Torre in F2. Ok, gioco questa, lui gioca quella. Torre C3. Alfiere F8 avrei dovuto giocare immediatamente. L'ho giocata? Per forza, l'ho giocata. Lui mi gioca quella. Torre per I3, giusta? Lui mi gioca questa. Donna B1, giusta? E qui a quanto pare c'era il modo per vincere. Qui meno 7.1 c'era il modo per vincere. Io sono andato alla ripetizione perché non sono il motore, ma il motore mi dice che avrei potuto vincere. Vediamo un po'. Vediamo un po'. Scusa, se continua a venire qui. Ah, prima o poi avrei preso questo. E certo, io avrei potuto fare scacchi per prendere quello. Vedi, non ci ho pensato. Ero talmente ansioso che in realtà sì, avrei potuto allontanarmi per... c'era questo. Cioè nel momento in cui io riesco... qui invece ho sbagliato. Nel momento in cui... Aspetta, facciamo un po' di robe. Nel momento in cui io riesco a fare questa, in realtà non ci sono più minacce di matto, non c'è più alfiere G7 e poi la partita è stravinta. Ok, come vedete, diciamo, ho giocato abbastanza bene il medio gioco, verso il finale mi sono lasciato spaventare da cose non giuste, eccetera, eccetera. Però ora, al di là di come è andata la partita, e mi rode ancora tuttora, ma quello che bisognava cercare di capire, quello che spero di aver trasmesso è il ragionamento, cioè cercare di capire ogni mossa dell'avversario, cercare di, se possibile, di guadagnare anche solo qualche pedone, perché in teoria il vantaggio di materiale è fondamentale. In questo caso non mi è stato d'aiuto, però è fondamentale, lo dice anche il grande maestro Andrea Stella col corso Un pedone è un pedone nell'Accademia di Alto Scacco. E per il resto, ragazzi, dovete giocare in maniera solida. Come vedete, la partita è finita, ma come potete vedere la mia struttura di pedoni è rimasta solida fino alla fine, cioè i pedoni sono, si dice, in catena, e quando i pedoni sono in catena è praticamente impossibile riuscire a scalfirli o fargli qualcosa. Quindi giocate solidi, cercate di capire quando ci sono i problemi. Io un pochettino ho cercato di evitarli quando, aspetta, torno indietro di qualche mossa, quando ho visto che la situazione iniziava a mettersi male. Qui bisognava assolutamente contrastare questo suo dominio sulle case scure, anche perché l'unico modo per darmi seri problemi era attraverso le case scure. Quindi qui anche un semplice cambio, anzi all'interno del corso difesa precisa che c'è sull'Accademia di Alto Scacco, uno dei temi più importanti è quello del cambio scopi difensivi. E, diciamo, quelle lezioni sono secondo me fondamentali, utilizzare il cambio come strategia di difesa. Bene, questo era un pochettino tutto, poi ci sarebbero tantissime altre cose da dire. Queste sono alcune delle cose che mi sono venute in mente. Spero che insomma sia abbastanza stato un po' didattico, un po' intrattenitivo questo contenuto. Fatemi sapere con un commento qui sotto cosa ne pensate e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!